Per voi Rosaria Scalia. Vieni, allora. Pronto? Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo fra noi, ma tu sei arrivato, m'hai guardato e allora tutto è cambiato per me, mi sei scoppiato dentro il cuore, all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso. Sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai, mi sento viva all'improvviso per te. Ora io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà, ma tu Nunzio Bianchi. La terza notte, luna piena, fai trovare gli amori perduti, la notte scura, la terza luna, t'aspetto amore sul lungomare, tornerai io lo so, perché credo al destino, perché ancora io t'amo, la terza notte di luna piena, stanotte ormai ti rivedrò. Stanotte scura, la terza luna, t'aspetto amore sul lungomare, tornerai io lo so, perché credo al destino, perché ancora io t'amo, la terza notte di luna piena, stanotte ormai ti rivedrò. Grazie splendido pubblico, grazie, siete numerosi per stasera, grazie. Bravissimo il maestro Nunzio Bianchi, stasera ci abbiamo qui l'onore di stare qui davanti, Ma la bravissima sei tu, cara, sei tu, e poi tutta la famiglia. Pidocchi. Scusi, se lei non parla in italiano io come faccio a capirla? Mi dice Pitucchi che non lo capisco. Pitucchi. Voi l'avevate capito? Cosa so Pitucchi?
pidocchi. Si chiamano pidocchi, ma la prego non ne parli che mi viene il prurito. Buonasera. Anche se perché se becco i pidocchi io siamo fritti. Mi presento, Pippo Bellomo. Piacere, io sono Emiliana Vitale. Piacere. Piacere. Come mai da queste parti? Vuole cantare una canzone? No, con le canzoni. Posso contare una disavventura, qualcosa così? Una disavventura, dai, ce la racconti. Disavventura ne faccio da qualunque contare. Io non so le sue disavventure, come faccio? Io mica la conosco la sua vita. Lei mi ascolta una cosa. Io mi stavo corteggiando una signora. Giusto. Quasi c'era arrovato e lei mi diceva chiara, lei qui mi dà caspiccitta che ha su prova. Come scusi? Com'è quello con? Ora mi sembra un feeling lei a me. Il feeling gli ho strammato? Sì. E dopo lo riprende il feeling? È bene, perché ora io la cosa stavo con. Ma era infatti un po' stretto a quella signora, lei? Stavo guadagnando i motori, stavo riscaldando i motori, capito? Ah. E lei mi disturbava. Una volta che chiama la parana non posso stare. Però guardi che la signora sarà impegnata. No, messa era impegnata, però aveva disturbo questo marito. Ah, disturbi, lo vuole mollare? No, disturbi che mi contava un fatto. Sì? Ma lei mica adesso. Una volta l'anno dice, no? Sempre a Capodanno? Per Capodanno. Vabbè, ma cambi, almeno vada ad agosto, vada a Pasqua. Vada a Pasqua ogni tanto. No, io sempre a Capodanno. Sì. Sempre a Capodanno, quando beve? Allora, ci racconti una sua disavventura. Prego, io l'ho fatta salire per quello, vada. Se mi stata mia, che io sembro più favorito. Ma guardi che siamo d'estate, cioè che fa caldo. Ma vedo che mi sa già che avevo che da pesante. Ho capito, vabbè, mi metto vicino, dai. Magari. Andiamo a posto. Non ha pace? Però se hai i pidocchi stia lontano da me. No, ma c'è la stuzzita lei. Ho capito, ma i pidocchi partono lo stesso. Non si caito, lei può stare accesa a mangiare, niente. Sono tranquilli. Da notte stanno tranquilli. Va bene. Non so cosa. La sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tu. E quell'aria da bambina che non me l'ho detto mai, ma io ci andavo matto. Sarebbe stato il mare, i giochi, le fate, la paura, la voglia di essere nudi, un bacio alla brazzata, un fuoco contro risate e parlavamo già al fare. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto. Io non ho mai capito niente, questo che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. La sezione adulti, io non so, devono rimanere o possono andare anche giù? Rimaniamo perché dobbiamo cantare dopo. Pippo Licciardello, se sei qua si deve risalire sul palco. Pippo Licciardello? No, a me Acchianare si dice via grande. Deve acchianare chi? Via grande si dice acchianare. Allora, siamo pronti per la prima
premiazione premia il nostro corista Giuseppe Di Mauro, mi ricordo bene, sì, benissimo, meno male che ho memorizzato, già comincio a memorizzare, peccato che non c'è una terza serata, l'avevo imparati a memoria. Era in memoria. Allora, andiamo al terzo classificato, arriva al terzo posto nella categoria adulti, grazie a Coco, amore, unico amore. È svenuta, grazie. Sì. È svenuta. Adesso andiamo alle premiazioni, prego. Grazie a non svenire qua. Non svenire. Allora, andiamo al secondo posto. Quindi arriva al secondo posto Rosaria Scalia, mi sei scoppiato dentro il cuore. Nuccio Russo, il nostro medico, noi lo conosciamo così, il nostro consigliere comunale Caterina Muscuso vince la 10ª edizione del concorso canoro qui a Via Grande. Alfio Pulvirenti, questo piccolo grande amore. Dobbiamo fare i complimenti perché sono stati tutti bravissimi, complimenti. Io voglio fare complimenti anche alle ragazze, un bacio. Allora, però ascoltate, adesso abbiamo applaudito loro, ma io farei